Beh, l'apoteosi, la dunata della storia, ma ricordiamolo che 6 adunate in provincia di Vicenza nella storia, la prima dunata della storia a Vicenza, e Vicenza è l'unica città che ha 2 medaglie d'oro a valor militare. Diciamo, ci sono tutti gli ingredienti perché venga fuori veramente una vera pagina di storia delle adunate degli alpini. Lei è per la leva obbligatoria, come propone qualcuno? Guardi, io sono per l'esperienza che si possa fare a favore della comunità e glielo dico avendo fatto l'obiettore di coscienza dopo la laurea, glielo dico per la grande esperienza che ho fatto a favore della comunità. Io ho lavorato nella disabilità con gli anziani e penso che un'esperienza così nel pubblico, per il pubblico, sia assolutamente doverosa. Dopodiché le forme e le modalità le decideranno a livello nazionale. È la durata del secolo questa? Ma per me sì, anche perché ci sono tutti i presupposti per ricordarlo. Vicenza è l'unica città con 2 medaglie a valor militare, d'oro a valor militare. Abbiamo già avuto 6 adunate in provincia di Vicenza e la prima, quella del 1920, sul Monte Ortigara, sempre della provincia di Vicenza. Diciamo che se fino a ieri la dunata del secolo era quella di Treviso, io sono trevigiano, da oggi mi sa che la dunata del secolo è quella di Vicenza. Vicenza che si candida anche ai grandi eventi, insomma questo è il più grande evento d'Italia del 2024. Secondo le stime si sono superate anche le 400.000 persone. Ma decisamente sì, la dunata degli alpini porta direttamente o indirettamente almeno 200 milioni di euro. È una dunata che comunque dà una grande anche visibilità e ricordiamo che la Regione ha sostenuto con forza finanziariamente questo evento proprio nella lista dei grandi eventi del VET. Uno dei titoli di quest'anno è la pace, è un messaggio in questo momento difficile anche a livello europeo. Ma è un messaggio che fa pandan con alpinità, con adunata, con gli alpini che portano un messaggio di pace in un mondo nel quale ci sono 60 focolai di guerra, tra i quali purtroppo ricordiamolo anche l'Ucraina e il Medio Oriente, e il mondo vuole la pace. Hemingway diceva che la guerra è il luogo nel quale gli uomini peggiori mandano a morire gli uomini migliori. Tutti noi dobbiamo lavorare per la pace. L'appello è un po' un messaggio degli alpini che vorrebbe dare? Ma gli alpini non hanno bisogno di consigli, diciamo che approfittiamo di queste adunate per parlare di pace, per parlare di questi 60 focolai di guerra nel mondo, per parlare di Medio Oriente, di Ucraina e di dire che il popolo vuole la pace, la guerra la vogliono solo quelli che non capiscono nulla. E come diceva